Casuale e disteso incontro all'ora di pranzo tra Felice Casson e Nicola Pellicani. Con Jacopo Molina hanno consegnato ciascuno le 1500 firme necessarie per partecipare alle primarie del 15 marzo per la scelta del candidato sindaco di Venezia del centro-sinistra. Casson è molto soddisfatto di averne raccolte oltre 3000. Abbiamo raddoppiato il numero delle firme richieste e anche all'interno degli iscritti del Partito Democratico c'è stata una grande adesione. Quindi è un buon segnale soprattutto per le primarie del 15 marzo e poi in vista delle elezioni amministrative. Il senatore PD presenterà il programma il 28 febbraio a Venezia al Cinema Rossini e dopo qualche giorno a Mestre. Tra le novità la sanità che per Casson va riprogettata per centro storico, isole e terraferma. Ce l'ha fatta anche Jacopo Molina, sostenuto da 16 comitati. Non corro alle primarie per partecipare ma per vincerle, dice. Si cambia e a testa alta è il suo slogan. Ai primi posti del programma mette la sicurezza, la casa e il trasporto pubblico. ACTV e AVM devono essere davvero competitive, devono riuscire ad attaccare il mercato, non per fare soldi e tenerseli nelle borse della società, ma piuttosto per utilizzarli reinvestendoli in servizi per i cittadini. Bagno di folla per Nicola Pellicani, circa 400 persone alla presentazione del programma, durata 40 minuti. Trasparenza, innovazione, legalità gli slogan, patto di stabilità, sicurezza, lavoro, casa, le priorità. In municipio e nelle società partecipate, dopo 30 anni, è ora di cambiare. Anche il centro-sinistra ha bisogno di cambiare, di rinnovarsi e il fatto che abbia candidato una persona nuova che per la prima volta si affaccia in politica, una candidatura civica, credo che sia un gesto coraggioso e io adesso metterò alla prova una nuova classe dirigente. E sui profughi al Lido il parere dei 3 candidati è molto simile. Il nostro comune, io ho sempre detto che noi siamo accoglienti e proprio perché siamo accoglienti dobbiamo anche poter essere intransigenti. Questa città è improntata a valori di solidarietà e quindi dobbiamo continuare a percorrere questa strada e sono certo che riusciremo a gestirla al meglio. Non è pensabile che queste decisioni calino improvvisamente dall'alto. Sappiamo che il Comune di Venezia è quello che in Veneto ha dimostrato maggior senso di solidarietà, però bisogna garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini veneziani.